Buonasera, buonasera, ben ritrovati nel nostro terzo speciale del Punto, speciali politiche. Il Punto si è trasformato ovviamente in vista della campagna elettorale per portarvi al voto del 25 settembre, ma anche ben oltre, perché racconteremo anche chi saranno i vincitori, chi dovrà governare il nostro paese. Come sapete, subito in apertura di trasmissione, in questo momento, hashtag il Punto speciale, se volete creare l'interazione con noi in diretta. E tra poco stiamo per entrare nel vivo della copertina, i grandi leader politici che scelgono in esclusiva proprio di farsi intervistare da me per fare il punto sul programma della campagna elettorale e le diverse domande che tra poco sottoporrò ai grandi big della politica che in esclusiva sono proprio qui con me questa sera. Lo vedo già schierato e lo ringrazio per aver accettato il mio invito, il sindaco di Venezia con noi, il presidente Luigi Brugnaro, ben ritrovato. Buonasera a tutti. Allora, sindaco, è davvero, Brugnaro, un momento, come dire, fagocitato per la politica e la domanda spontanea in questi giorni dove davvero si attendono, di capire i giochi e le strategie di ogni schieramento, tornando alla sua cordata che lei ha voluto fortemente insieme a Lupi, a Toti e a Cesa, le voglio appunto chiedere che cosa bolle in pentola con il vostro progetto. Intanto vi ringrazio dell'invito. Diciamo che il primo risultato positivo è proprio il fatto di essere riusciti a presentare un'unica lista che di fatto diventa la quarta gamba del centrodestra. Noi siamo convinti che un'area moderata si chiama centrodestra perché c'è un centro e noi siamo centro, noi siamo moderati, il simbolo è proprio noi moderati, aggiungerei io e civici, cioè io non ho mai avuto una tessera politica in tasca in tutta la mia vita, quest'anno compio 61 anni e vengo dal mondo dell'impresa, faccio l'imprenditore nell'altra vita e ho pensato un giorno di candidarmi perché a Venezia è stata guidata da amministrazioni di centrosinistra che hanno fatto alla fine hanno prodotto un degrado sociale, economico gigantesco e ho amministrato la città, la sto amministrando, tant'è che io non sono direttamente candidato, cioè io resterò a fare il sindaco, ma credo che le idee possono camminare perché non ho bisogno di posti, faccio il sindaco gratis, lo dico proprio per chiarezza. Non ho mai avuto una tessera politica. Abbiamo fondato un partito che si chiama Coraggio Italia e questo partito si è messo insieme con altri, più storici, più vicini e la mia amministrazione è un'amministrazione a guida civica appunto di Coraggio Italia, ma poi con un'alleanza di centrodestra. In 6 anni io amministro col centrodestra benissimo la città. Ecco perché mettersi insieme con Giovanni che amministra la Liguria, con Maurizio Lupi che ha fatto, non devo dirlo io, ma ha fatto addirittura il ministro delle infrastrutture, e poi con Lorenzo Cesa che è stato uno dei fondatori addirittura l'UDC del Partito Popolare Europeo, che è comunque l'area a noi di riferimento, noi siamo realmente quel centro. Quanto valiamo? Oggi ci danno il 3,6%, però io credo che dipenderà dai cittadini. Io credo che troppe persone sono state deluse dal primo Berlusconi, deluse poi da Renzi, deluse poi da Grillo. E la realtà è che si sono inventati una serie di slogan che poi non hanno trovato effettivamente effetto pratico, per cui io penso che piuttosto che andare nel campo avverso, perché di fatto di questo stiamo parlando, perché anche il pseudocentro di Calenda e Renzi poi si alleerà comunque col PD, questa è una roba quasi sicura, lo hanno dimostrato anche a Roma, dappertutto, insomma, e allora noi vogliamo restare nel centrodestra, però siamo moderati, determinati nel centrodestra, restiamo in questo campo compagine, pensiamo che il polo moderato sarà funzionale e sarà più forte quanto i cittadini ci daranno fiducia. Però guardate, siamo molto capaci, questo lo dico perché l'abbiamo dimostrato nelle amministrazioni, e molto determinati a tenere il punto proprio perché le cose vengono fatte. Ecco, Presidente Brugnaro, il suo logo è ben chiaro, Coraggio Italia. L'Italia dovrebbe avere veramente un grande coraggio anche per la classe dirigente che ci deve rappresentare, perché poi lo sappiamo, no, Presidente, i problemi sono, lei da imprenditore attivo sul territorio da molto tempo sa benissimo che qui c'è davvero da risolvere una partita che riguarda ovviamente la crisi, e la crisi, quando parlo di crisi, non soltanto di ripercussioni che riguarda la guerra e tutto quello che stiamo vivendo, ma il nostro paese si accinge
costringe ad affrontare una stagione in fatto di questioni anche energetiche davvero molto molto delicate e importante. Lei è stato molto chiaro quando ha detto: io come il presidente Toti saremo in campo ma non ci candidiamo perché vogliamo seguire direttamente le vicende di questa campagna elettorale, ma vogliamo rimanere, lei ovviamente a fare il sindaco di Venezia e Toti il presidente della regione Liguria, che tra poco mi raggiungerà. Ma la domanda che mi sorge spontanea e le voglio chiedere, no? Lei da imprenditore, no? Guardando il tessuto sociale del nostro paese, quanto sono in crisi le piccole, medie imprese, la difficoltà di chi non riesce ad arrivare alla fine del mese, c'è uno spiraglio nel vostro programma per cercare di aiutare soprattutto gli imprenditori e la gente in difficoltà? Guardi, l'aiuto più grande che si può dare in Italia è lasciar fare i privati. Questo vale per gli imprenditori, ma vale anche per i professionisti, vale per i pescatori, per gli agricoltori, per chiunque opera nell'arco della sua attività. Ci sono pubblici dipendenti, persone straordinarie, che sono state negli anni umiliate da uno Stato predatore, da uno Stato che ci chiede sempre troppe tasse, ci vuole insegnare, vogliono normare tutta la nostra vita e soprattutto non fanno le cose. Parliamoci chiaro. Oggi il Sud, che è il grande tema del Paese, ed è un interesse di tutto il Paese. Io sono sindaco di Venezia e chiedo che vengano fatti gli investimenti al Sud, ma gli investimenti che servono anche a noi, non sono cose che riguardano solo. Oggi abbiamo un tema che è la denatalità, ma c'è un tema ancora più profondo che è lo spopolamento. Nasce dal fatto che i bambini stanno già pensando di andare via dall'Italia. È una cosa immorale questa qua. Io ho avuto la possibilità, la fortuna di poter consumare le gomme per poter andare a suonare i campanelli e costruirmi il mio benessere, la mia ricchezza. Questa non va demonizzata, l'ho costruita con tanto sudore e tanta fatica insieme ai miei collaboratori, ai miei amici, ai miei dipendenti. Questo vale per tutte le piccole, grandi e medie imprese che abbiamo nel Paese. Dobbiamo immaginare di investire sui talenti, sulle eccezionalità del nostro Paese. Non dobbiamo più farci guidare dall'assegnazione, da questo momento che sembra che tutto vada male. Non è vero, ci sono un sacco di eroi, sono in mezzo a noi, sono i papà e le mamme che tutti i giorni si alzano, escono di casa, pensano ai figli che devono studiare, pensano a come pagare le bollette, e allora a quella gente va dato una soluzione, la soluzione c'è. Noi dobbiamo diventare autonomi, lo Stato deve diventare più leggero e le cose vanno fatte. Basta dire continuamente le robe, stiamo facendoci promesse da 40 anni, dicevo prima la delusione. La gente non va più a votare perché non ci crede più, voti questo, voti quello, poi alla fine sono sempre fandonie. Stavolta dobbiamo avere la ragionevolezza, abbiamo la possibilità di avere un'unità del centrodestra davvero importante questa volta, con diverse sfaccettature, ognuno la metta come vuole, ma nella realtà qui c'è tanta gente che poi può andare a governare il Paese in maniera semplice e molto chiara. Dobbiamo sburocratizzare, dobbiamo fare entrare l'informatica, dobbiamo fare entrare i giovani nella macchina proprio amministrativa, dobbiamo pensare che sono le imprese, tutte le imprese, piccole o grandi, che salveranno il nostro Paese. I posti di lavoro sono fondamentali, la rilancio economico, lo dice un imprenditore, lo dice, vi garantisco che noi non siamo secondi a nessuno, soltanto che spesso ci piangiamo addosso, cominciamo a un certo momento a non avere più ragione di esserci, perché se ci continuano a dire che farà un'altra patrimoniale sui soldi che la gente ha guadagnato, ha messo da parte, sulla casa, ma ci sono un sacco di casi, io sono stato a fare in Calabria una campagna elettorale l'anno scorso, ci sono case non finite, facciamoli finire a questi cristiani che le hanno fatte, ormai almeno ci fanno vivere i figli, diciamo ai ragazzi, portiamo le connessioni, cosa bisogna fare per il Sud, per l'Italia? Bisogna portare la fibra, le dorsali si chiamano, vuol dire connettere il Paese, vuol dire che questa trasmissione che stiamo facendo la facciamo perché c'è connettività e se ne abbiamo di più non serve che una persona che abita in Puglia, in Calabria, in Campania debba andare a migrare a Milano o a Londra, basta che si connetta. La Silicon Valley l'hanno fatta su una valley, non su una city. Ecco perché sono convinto del futuro del nostro Paese. Abbiamo persone straordinarie, eccezionali, dobbiamo fidarci degli italiani. Ecco, Presidente Brugnaro, visto che lei ha parlato di patrimoniale, è inevitabile che a questo punto io glielo chieda, no? La patrimoniale, insomma, è uno slogan che spesso sta rilanciando il centro-sinistra, che come ben sa non la passa proprio liscia in questo momento perché c'è un malcontento anche in vista, insomma, delle candidature che proprio Enrico Letta l'altro giorno ha annunciato. E tra l'altro poi c'è anche il cambio di casacca di Calenda, che prima chiude un accordo con Letta, poi litiga e va da Renzi. Lei che idea si è fatto di tutta questa storia? Guardi, io in vita mia non ho mai parlato male di nessuno, io sono sicuro che gli italiani già la pensano molto peggio di come la penso io e le assicuro che penso molto male,
Per cui non perdo neanche un minuto della mia intervista per parlare di quello che fanno gli altri. Io le racconto e dico agli telespettatori che bisogna davvero aver fiducia, perché qui siamo a un bivio. O diventiamo autonomi sotto il profilo energetico, o crediamo realmente nelle persone oneste che lavorano, o pensiamo che sia proprio la scienza, quella che in Italia per prima nel mondo eccelle. Abbiamo le grandi università, abbiamo le grandi scienze, purtroppo scappano perché non li paghiamo adeguatamente, perché pensate, se un imprenditore deve dare 100 euro di premio, 1000 euro di premio a un suo lavoratore, perché magari quell'anno gli è andata bene, lo Stato gli rapina più di metà del contributo, ma chiedetemi, quella è una rapina vera, perché l'imprenditore gli vuole dare 1000 euro, gliene arrivano 500 se è fortunato, le mamme che fanno figli, perché non ci sono i servizi come nel nord Europa, dove allunghiamo per esempio gli orari di lavoro, cioè gli orari degli asili? Bisognerà fare una battaglia con i pubblici, non importa, daremo premi, chi si ferma di più. Apriamo anche per le donne questa possibilità, apriamo il sabato per esempio, facciamo le biblioteche dove i bambini anche giocano, mica devono soltanto sempre stare lì a studiare e basta, ma magari la donna che vuole fare carriera, che vuole realizzarsi nella sua vita, si sente più libera. Facciamo in modo che l'INPS, invece che regalare soldi a cavolo, proprio senza motivo, decida invece di mettere delle risorse per quei genitori che devono prendere magari 3 giorni per seguire il bambino che è malato a casa, non so, fino ai 5 anni, finché il bambino non è autonomo. Sono cose semplici, invece buttiamo enormi quantità in bonus generalizzati che non servono a niente, non producono benessere. Investiamo invece sul taglio dell'IRAP, investiamo invece su quei lavoratori che trovano un lavoro definitivo in maniera tale da premiare quella di... Modifichiamo il reddito di cittadinanza. Io non chiedo di abolirlo, perché ci sono le persone in difficoltà che devono essere assistite, è una norma giusta, l'abbiamo sempre detto questo, però chi deve lavorare e può lavorare deve avere occasioni di lavoro vere, non occasioni finte, e allora dobbiamo partire con l'economia può rilanciarsi. Guardate, sto parlando della trasmissione del Sud, credetemi, noi ci sentiamo fratelli, siamo fratelli, non c'è uno meglio o un altro, noi dobbiamo aiutarci tutti. Se riparte il Sud, riparte il paese. Sono d'accordo con lei, Presidente. Sono d'accordo con lei, sulla base quando lei dice sto parlando al pubblico, al popolo del Sud, come ben sa questa trasmissione che è la più seguita, che oltrepassiamo quasi 1 milione di abitanti del Mezzogiorno che guardano questo programma questa sera, le sue parole sono molto importanti, soprattutto quando lei dice dobbiamo smetterla con il divario fra il Nord e il Sud, è detto da un sindaco del Nord, da un imprenditore di successo come lei, mi rassicura moltissimo, anche perché lo sa, sulla partita del PNRR per esempio, Presidente, il 60 e il 40, mi piacciono le sue parole perché evidentemente lei è un uomo così diretto che preferisce mettere invece tutti sullo stesso piano. Signora, io sono uno di quelli che ha fatto votare Coraggio Italia proprio perché il 40%, e secondo me aggiungerei anche, vada proprio al Sud, ma è l'interesse nostro. Noi abbiamo dei porti, delle darsene al Sud che sono insufficienti per attirare i grandi yacht che ci sono a Barcellona. Noi dobbiamo intercettare quel traffico, è interesse nostro. Non stiamo facendo i generosi, non siamo buoni, stiamo parlando tra fratelli in famiglia, dobbiamo immaginare che dopo il Covid siamo in famiglia. Allora dico, se facciamo i porti le darsene al Sud, le barche che da Genova devono andare a Venezia si fermano al Sud per fare rifornimenti, scenderanno i clienti, affitteranno le automobili per andare in giro nell'entroterra e vedere le vostre meraviglie. Io ho scoperto delle meraviglie che ho 61 anni, non avevo scoperto se non girando le valli. Avete un turismo di eccellenza primo al mondo, è fuori discussione, abbiamo tutti insieme 8.000 chilometri di coste, l'economia del mare va rilanciata con scientificità, dobbiamo credere nei pescatori, pensate a tutte le forze dell'ordine che costantemente presiedono i nostri mari, che sono i più sicuri del mondo. Noi possiamo attirare qui i grandi miliardari del mondo. Considerate che la nostra nautica è la prima al mondo, la nautica, la nostra produzione. Perché non deve diventare anche una piattaforma turistica nautica? Si svilupperanno un sacco di altri investimenti, l'edilizia, tutta sostenibile ovviamente, dobbiamo pensare all'ambiente, dobbiamo fare delle cose che i grandi architetti hanno già disegnato. Il Sud è il primo candidato per raccogliere questa sfida importantissima del PNR. Noi saremo con questa gente. Io saluto tutte le persone che ci stanno guardando e credetemi, avete tanti estimatori e tanti amici al nord, tanti. Ecco, Presidente, la sto per salutare. L'ultima domanda, ovviamente abbiamo visto anche il suo post sulla questione dei 2 denunciati che sono stati identificati, perché nel Canal Grande, insomma, fare questo self, elettrico non è stato proprio di buon esempio. Lei si è speso molto su questo episodio. Beh, così vi do anche uno scoop, perché questo non l'ho detto ai giornali, perché allora li ho trovati io,
perché ho promesso una cena e poi mi hanno anche detto che avrei fatto la taglia, cioè ho promesso una cena, ho detto dobbiamo trovarli, perché questi sono persone arroganti, non sono poveri, non sono turisti, sono personaggi che ricchi pensano di fare quello che vogliono. Nel nostro paese tu rispetti le leggi, non me ne frega niente chi sei, rispetti le leggi. E Venezia è il termometro dell'Italia. L'Italia è accogliente con tutti, ma dovete rispettare le nostre leggi. Questo l'abbiamo detto. Sapete, li abbiamo rintracciati perché mi hanno segnalato. Le 2 tavole che noi le abbiamo sequestrate, i 2 soggetti, attenzione, sono cittadini australiani e guarda caso sono i produttori, i commercianti di quelle tavole e volevano utilizzare Venezia per vendersi le tavole a livello mondiale, utilizzando l'Italia e speculando su di noi. Si sono beccati 3.000 euro di multa e li abbiamo diffidati a tornare in Italia. Questo è, ecco, così deve funzionare l'Italia, tutta l'Italia. L'Italia si rispetta prima di tutto. Grande Presidente, complimenti anche per la parte che lega l'attività di Coraggio Italia. Mi permetta, sa che frequentano la mia trasmissione tantissimi politici, anzi quando lei verrà qui io l'aspetto in studio per un'intervista dal vivo, anche per l'ottimo onorevole Antonio Tasso che sta facendo molto anche per il territorio, quindi i miei complimenti perché è un esponente che si impegna molto. È una persona, guardate, è una persona di una generosità incredibile. Ho scoperto che abbiamo un sacco di punti in comune, perché quando eravamo ragazzi, entrambi, lui faceva poi il DJ di grande professione. Però ancora una volta dico, parlando con le persone si scoprono tantissime cose. Mi ricordavo quando andavo da giovane sul Gargano, io sono stato a Vieste, quando ero piccolo avevo meno soldi, ma ho trovato un'accoglienza, una qualcosa di straordinario nel Sud. Ecco perché sto continuando a dire dobbiamo diventare fratelli. Grazie per questo invito ancora davvero. Grazie al Presidente Brugnaro, Coraggio Italia, nella cordata di Noi Moderati seguiremo la campagna elettorale, rimaniamo a sua disposizione quando vuole il benvenuto. Grazie Presidente, grazie. Grazie a lei, buonasera a tutti. Grazie al Presidente Brugnaro, come vedete questa sera in esclusiva nella